porto il saluto dell'amministrazione del sindaco che è impegnato questa mattina e che deve poter essere qui presente. Ringrazio il dottor Contato, il dottor Zuin, il dottor Longato, ringrazio soprattutto anche l'associazione diabetici con la presidente Emanuela Bertaggia, che ha contribuito veramente in maniera importante a questa novità per la nostra Lusenzo. Ringrazio il consigliere Jonathan Montanelli qui presente, porto il saluto anche del consigliere Dolfin che deve essere qua, ma arriverà penso. Che dire, è un momento importante per la nostra città perché stiamo veramente lavorando su questa zona del Lusenzo per renderla migliore, per renderla veramente un posto dove si può passeggiare con tranquillità, si può fare sport e naturalmente passeggiare significa anche salute, come appunto 1 chilometro al giorno. Questa iniziativa rientra anche nell'altra iniziativa importante che abbiamo lanciato qualche settimana fa, il mese di aprile, 5 km di meraviglia, dove stiamo cercando di sensibilizzare i nostri giovani nel mondo delle scuole appunto a questa realtà del nostro territorio, dove salute e sport, come dicevo prima, ne fanno proprio da padrona. Il tutto si inserisce a una delibera che abbiamo approvato come comune a dicembre 2024, dove abbiamo aderito al manifesto La salute, la città e salute, un manifesto che coinvolge tanti comuni di tutta Italia e noi come comune ne facciamo parte. La figura del Life City Manager che abbiamo inserito nel nostro comune è una figura di coordinamento per tutte queste attività, dove cercheremo sempre più di approfittare del nostro territorio. Quindi ringrazio ancora tutti e do la parola al dottor Contato e poi io la lascerei alla dottoressa che ha un ruolo importante. Sì, con molta soddisfazione che io sono qui a inaugurare questo percorso come Presidente nazionale della FAND, Associazione Italiana Diabetici, da circa un mese. Rappresento 4.500.000 persone in Italia che hanno questa patologia. E questo è un percorso di salute, di prevenzione ma anche di benessere. E sembra un piccolo gesto ma è un gesto molto significativo perché ricordiamoci che ci sono 1.500.000 persone in Italia e qui al Chiuggio 1.500 persone circa che non sanno di avere diabete, quindi sono in prediabete. Noi dobbiamo agire su quelle persone lì, altrimenti il sistema sanitario fra un po' di anni non saprà e non riuscirà a prendersi cura delle persone che hanno malattie croniche. Quindi un gesto significativo per insegnare alle persone con diabete che l'attività fisica è uno strumento per arrivare a un buon compenso metabolico e quindi allontanare le complicanze, soprattutto quelle cardiovascolari, ma anche alle altre persone, quelle sane, perché non è solo un percorso di salute ma un percorso di benessere. Siamo in un periodo dove l'isolamento è l'ordine del giorno, soprattutto dopo il Covid, quindi camminare all'aperto, camminare insieme, camminare in gruppo vuol dire evitare l'isolamento, evitare la depressione, evitare e abbattere barriere. Quindi cosa vuol dire? Noi stiamo inaugurando un nuovo percorso e un nuovo stile di vita per migliorare al meglio la nostra quotidianità. Quindi il nostro messaggio è 1 chilometro al giorno, poi se lo fate avanti e dietro sono 2, quindi 2 chilometri al giorno, meglio ancora, per migliorare la nostra quotidianità e per stare insieme. Grazie. Un ringraziamento innanzitutto all'associazione che ha un ruolo fondamentale anche di sensibilizzare le istituzioni, l'ASL, la città su questi temi. Credo che qui siamo di fronte a una combinata perfetta, un tema sicuramente di primo livello, uno scenario bellissimo, uno dei più belli della nostra città e quindi anche un ringraziamento all'assessore che hanno pensato di valorizzare questa iniziativa in uno scenario che non è di secondo livello. Un ringraziamento anche all'ASL che abbiamo visto, direttore, ha un ruolo fondamentale sulla prevenzione su questi temi. Io porto i saluti del Consiglio regionale del Veneto. Noi in Consiglio regionale sul tema della prevenzione, sul tema dello sport, sul tema di una sinergia che deve vedere insieme associazionismo, amministrazioni locali, Regione Veneto, che alla fine sono quei pezzi che mettendosi insieme creano delle situazioni come quella di oggi
che fanno del bene, ma fanno del bene a una città intera, anche perché essere promotori di temi così sensibili credo dia lustro a tutti. Quindi un ringraziamento all'associazione che su questi temi è attenta a sensibilizzare le istituzioni, e un ringraziamento all'ASL, e chiudiamo dicendo, direttore, so che lo fate ma non molliamo l'osso, perché la prevenzione e la collaborazione con l'associazionismo so che a lei sta a cuore, ma è una cosa che dobbiamo portare avanti e ampliare. Quindi grazie, bravi e complimenti. Grazie a tutti voi. Che chi se ne dica, io mi sono impegnato appena arrivato un po' di tempo fa a dire che questo territorio è un territorio importante, prezioso per tutta una serie di motivi, e penso che poi la somma di quello che si è fatto in questo periodo ne dia riscontro, perché a me piace parlare poco ma far vedere con i fatti. Con la signora Bertaglia abbiamo parlato, è stato uno dei primi incontri e l'ho fatto molto volentieri perché so perfettamente che rappresenta una popolazione molto importante, circa il 13% della popolazione complessiva, i diabetici e i candidati diabetici, quindi è una popolazione estremamente importante, è una malattia che genera molto disagio, e con lei abbiamo fatto alcuni discorsi, e anche su questi discorsi abbiamo cercato di operare. La nostra azienda non faceva gli impianti dei microinfusori, adesso, perché chi doveva andare o a Padova o a Treviso, adesso li facciamo, stiamo crescendo con il personale che segue questa patologia, lo facciamo anche qui a Chioggia, stiamo lavorando per portare nella casa della comunità il centro antidiabetico, quindi le cose qui le andiamo a fare. La signora Bertaglia ci rappresenta a livello nazionale, quindi farà presente le nostre eccellenze a livello centrale, perché il Veneto è una realtà fatta di eccellenze e di queste noi andiamo molto orgogliosi. Cosa dire? L'attività fisica rimane una delle parti essenziali nel percorso di gestione della patologia diabetica, anche se oggi le tecnologie farmaceutiche stanno dando una speranza molto ma molto importante, soprattutto sul diabete tipo 2, dove i farmaci sembrano dare delle ottime risposte nell'evitare questa malattia o quantomeno le complicazioni. Quindi guardiamo con attenzione anche il futuro, ma soprattutto non dimentichiamoci gli stili di vita. Questo è uno degli esempi principali in un contesto, come diceva il consigliere Montanariello e l'assessore, che naturalmente aiuta. Attorno qui ci sono del bello. Siamo in un luogo stupendo, passeggiare in una città storica, in una laguna che è magnifica, uno dei punti più belli della nostra regione, penso che aiuti il fisico e aiuti anche lo spirito. Noi andiamo lì, noi siamo lì, siamo per mettere a disposizione le nostre competenze, le nostre tecnologie a servizio dei cittadini che la vivono e lavorano in città belle come questa. E io ringrazio tutti coloro che si impegnano per far sì che questi luoghi continuino ad essere così. Grazie. Vai. Ecco. Bene. Fai un pezzettino. Grazie.